Siamo tornati in diretta, concerto dell'Immacolata, venerdì 8 dicembre nella chiesa di San Francesco, evento a scopo benefico organizzato dall'associazione Ogni Giorno per Emma Onlus. Oltre a uno scopo solidale e benefico, una messa con tutte le musiche di Puccini, credo che sia il massimo. Insomma, nella Basilica di San Francesco possiamo dare tanto a tutti. Un momento di fede, cultura e beneficenza. Il concerto dell'Immacolata, che si terrà l'8 dicembre nella chiesa di San Francesco a Treviso, sarà un'occasione di raccoglimento e spettacolo, evento che fa parte della programmazione del Natale Incantato 2023 della città. Proporremo la Messa di Gloria di Giacomo Puccini, un po' in anticipo rispetto a quello che sarà nel 2024 il centenario del grande compositore. Coro e organo di alto valore artistico-culturale dal Coro Metropolitano Veneto con la corale Attilio Zaramella di Sant'Andrea di Barbarana. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno della ricerca medico-scientifica sull'atassia di Friedreich, malattia genetica rara, degenerativa e purtroppo ad oggi ancora priva di cure risolutive. L'ingresso sarà con offerta libera. Ci vediamo al Tempio Monumentale di San Francesco con Emma, questa ragazza straordinaria che sta mettendo a disposizione la sua esperienza di vita per aiutare tante altre persone e soprattutto per continuare a finanziare la ricerca per combattere quella malattia che la sta accompagnando, che non la abbatte ma la rafforza tanto da mettersi a disposizione per tutti gli altri.